La maturità del 2020, come sapete, sono arrivate le materie negli scorsi giorni. Abbiamo sentito il parere degli studenti di alcuni istituti superiori su quelle che anche è la novità, l'incognita dei docenti esterni. Anche i maturandi vicentini, in particolare dei licei, si aspettavano le materie scelte dal Ministero per la maturità 2020, lingua e letteratura italiana. Meno tranquillità sembra dare loro l'assegnazione ai commissari esterni delle materie di indirizzo, come latino e greco al classico. Matematica e fisica è uscita anche l'anno scorso, speravamo un cambiamento, però è stato un po' un incubo, diciamo. E gli esterni e interni un po' un incubo anche per quello, perché noi abbiamo, per i nostri professori di storia e filosofia ci trovavamo bene, quest'anno un po' meno, cioè con l'esterno, scienza esterno, e essendo abituati dalla prima con un professore interno, con scienze, soprattutto che materia di indirizzo, ci troviamo un po' così. Però per il resto, vabbè, si va avanti, si prova. A me va benissimo, perché l'alternativa per il mio indirizzo è la scienza, a me va bene matematica e fisica. Cosa ti preoccupa di più della maturità? Ma la quantità di studio, cioè il recuperare tutto l'anno. L'emozione, no? No, non tanto. Sono un po' sorpreso, mi aspettavo filosofia e storia come esterni, però allo stesso tempo diciamo che so che sarà un esame difficile perché mi aspettavo altre materie come professori esterni. Ce l'aspettavamo che fossero queste le materie, diritto, economia e sociologia. E esterni, sì, non siamo tanto contenti di averle esterne. Ci sono solo 2 licei che fanno sociologia, che fanno l'economico-sociale, quindi possono arrivarci insegnanti che fanno psicologia o economia aziendale, che quindi non fanno sociologia o l'economia politica, quella che studiamo noi, e che quindi non hanno conoscenze nell'ambito. Aspettavamo come l'anno scorso magari, un po' proprio per quanto riguarda il numero, che fossero un po' un numero minore, però purtroppo diciamo siamo stati sfortunati dal punto di vista che abbiamo praticamente quasi tutte le materie. È finito arrestato per avere perseguitato la sua ex per non accettare, insomma, la fine di una relazione. Un 20enne portoghese è stato arrestato dalla polizia per tentate lesioni aggravate con arma da taglio e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Non ha mai accettato la fine della relazione e da settembre non ha fatto altro che minacciarla, comportandosi anche in modo violento nei suoi confronti. Chiamate e messaggi incessanti, richieste continue di incontri, minacce di morte. Ma la donna aveva paura di denunciarlo alla polizia per timore della sua reazione. Fino a mercoledì sera, quando dopo che il 29enne l'ha tempestata per l'ennesima volta con centinaia di chiamate e messaggi, si è fatto trovare ancora sotto casa dei genitori della ragazza dove vive e dopo averla aggredita ha cercato anche di ferire il padre con un taglierino. A quel punto la donna ha chiamato il 113 che ha attivato subito la procedura di emergenza del codice rosso, chiedendo un intervento immediato della Procura di Venezia che ha poi emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Siamo al capolinea, servono uomini, strutture adeguate, risorse. Quando a dirlo sono dei giudici in un'occasione ufficiale c'è da preoccuparsi. Ora però, come vi ho accennato, siamo arrivati al capolinea, perché non esiste più alcun residuo margine organizzativo interno ed occorre l'intervento deciso dell'amministrazione centrale. Nessuno sconto, la voce ferma e lo sguardo determinato. Chiede più attenzione al governo la Presidente della Corte d'Appello nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto. Di fronte alle istituzioni e al Patriarca Moraglia, Ines Marini chiama per nome i mali della giustizia veneta. Il Veneto infatti è la terza regione in Italia per abitanti, ma la nona per numero di magistrati. Ancora peggio va per i profili amministrativi e poi c'è il capitolo delle manutenzioni per i palazzi veneziani, non più rinviabile dopo l'Acqua Granda di novembre. È necessario che il Ministro della Giustizia, che ha già dimostrato attenzione inviando subito una squadra di tecnici a Venezia per accertare i danni causati dall'acqua alta agli edifici giudiziari, mantenga l'impegno in precedenza assunto di rivolgere prioritaria attenzione alla nostra Corte. Posizione condivisa dal procuratore generale Antonio Mura. Molto resta da fare per Venezia, pure da parte della nostra amministrazione centrale. L'auspicio è che non si attenda la prossima emergenza.
per porre al centro dell'attenzione il patrimonio inestimabile che l'Italia, che l'ha ricevuto in dote, ha il dovere di preservare per le prossime generazioni. Personale e manutenzioni quindi, ma anche sovraffollamento delle carceri, con 2 suicidi, 81 tentativi e 674 episodi di autolesionismo, e questo su 2.432 detenuti, 500 in più della capienza consentita. Nonostante il quadro impietoso, la giustizia veneta c'è e lo dimostra con il super lavoro sulle banche venete e con i processi contro le mafie. Per questo adesso si attende un segnale da Roma. Con questo servizio di peso che fotografa una realtà importante della nostra regione ci salutiamo, grazie per averci seguito, una buona serata.